Parlare di un brand come Ferrari nella cultura automobilistica è un compito veramente difficile. Parlare delle auto più esclusive e rivoluzionarie della storia del cavallino è un compito ancora più arduo. Queste auto portano con sé una componente mistica, fin dall'inizio della loro produzione nel lontano 1947. Questa misticità si è andata a collegare negli anni ad uno status di rappresentanza e ad un'eleganza che ha reso i veicoli di Maranello gli oggetti a quattro ruote più desiderati di sempre. La Ferrari 250 GTO del 1962 è ad oggi l'auto più pagata della storia ed è stata consacrata al motorsport come auto più emozionante da guidare. Da quel momento, tale acronimo di 3 lettere sacro è stato un fardello pesante da portare. Questa è una Ferrari 288 GTO del 1985. La numerazione 288 viene riconosciuta nonostante l'auto uscisse dalla fabbrica con un nome nudo e crudo, Ferrari GTO. Il cuore pulsante di quest'auto è un 2.8 litri V8 turbocompresso, motore figlio dell'ingegnere Materazzi. Egli introdusse il concetto di motore turbo nella mente di Enzo Ferrari, che troveremo successivamente nelle altre auto in maniera rivisitata. Questa vettura fu specificamente realizzata per il gruppo B di rally, in cui le limitazioni del motore a 4 litri resero il boost del turbo il re dei giochi. Per omologare la GTO, Ferrari dovette costruire almeno 200 modelli, ma durante la produzione della vettura il gruppo B venne definitivamente smantellato. Tutte le vetture uscirono dalla fabbrica nell'iconica vernice rosso corsa, ma questo particolare modello è stato riverniciato in questo argento strepitoso, che si sposa perfettamente con le curve della vettura. Un'auto con una velocità massima superiore ai 300 km/h. È davvero un peccato che non sia riuscita ad adempiere al suo compito d'auto da corsa. Ma la sua storia non finisce qui, perché estasiati dalla potenzialità di questo motore, l'F40 divenne la sua diretta evoluzione. E non finisce qui. Essa fu la base di quella che, a detta di molti, fu la supercar più grande della storia. L'F40 festeggia il 40° anniversario del costruttore. Presentata in soli 400 modelli nel 1987, ebbe un successo tale da ricevere 900 ordini il giorno stesso della presentazione. Ma nel 1992, a fine produzione, si contano 1311 modelli. Nata nel 2002, la Ferrari Enzo prende ispirazione direttamente dalla Formula 1. Con Michael Schumacher al volante in quegli anni era imbattibile. L'auto ha un V12 aspirato 6000 da 660 cavalli. Con 399 modelli realizzati, Più uno regalato al Papa. la Ferrari Enzo rappresenta la prima Ferrari con i freni carboceramici di serie ed il cambio al volante.
Ringraziamo infinitamente il Mogam per averci concesso questi 3 sogni su ruote. Miei cari duppetteri, grazie per averci seguito e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao, alla prossima! Buongiorno. Cos'è alle spalle? Cos'è quella cosa mastondica che ti punta alle spalle? Nata nel 2002 ed è direttamente ispirata. No, hai sbagliato tutto. Lo guardate? Prima ti posizioni e poi vai. Come Ferrari. Ok, parlare di un brand come Ferrari Nella nella cultura automobilistica, ok. Dove ci troviamo? È un motore aeronautico stellare Wright R1820, ciclone, 9 cilindri, 29.000 di cilindrata, 225 cavalli. Ragazzi, io una volta ero un pilota. Tale numerazione 288 viene conosciuta. Marco miseria. 3, 2, 1. Essa fu la base di quella che è, essa fu la base di quella che è, essa fu la base di quella che è. Vai! Con 399 modelli realizzati, Più uno regalata al Papa. la Ferrari Enzo rappresenta la prima auto con... Porco la minchia, vaffanculo. Non la prima auto, la prima Ferrari. Perché ora mi Qui c'è interessa Vincenzo che dà quella di prima, indicazioni l'altra che abbiamo fatto prima, sempre su dentro, come che, se non interpretare sbaglio, abbia 25 la parte a Luca. L'altra parte